Allora, io ho scelto il corso come lingua di ragione spesso perché non ho mica scelto, si è imposto così e andando diciamo con un'esperienza di prima pedagogica, dopo di dialogo con i militante, con i cantarini, non ho mica scelto, ma lavorando questa lingua mi sono campato e mi campo sempre perché è una lingua, penso che non ho mai scritto in francese, non mica per ragione ideologica o militante, perché chi scrivendo un corso mi campo, perché è una lingua che resiste, non è mica una lingua che mi viene linda della scrittura. E dunque così, in questa resistenza della lingua, penso che lo si vede un piacere di scrivere, perché si fa una scelta proprio, e in questa scelta così, cioè mica pensare che quello che scrive e chi parla parecchie lingue, chi conosce parecchie lingue, che l'avessi chioso quando lo scrive in una lingua, l'influenza in altre lingue. Non è mica qualche sia un corsofono, non è mica quando lo scrive in corso, non è mica chioso tutti gli interruttori in altre lingue che lo conosce. Allora, la poesia nella mia opera rappresenta qualcosa che è venuto, diciamo, appena tardi, anche se lo gira abbastanza presto. Voglio dire che ho principiato, ho fondo senza sapere che era poesia, perché per me erano testi fatti sia per la scuola, da pratica di insegnanti, aveva bisogno a un momento dato di dare ai muscolari altri affari che ciò che mi dava su poche tanto bello e la tradizione, allora mi sono messo a scrivere ciulà, voglio dire, ma erano poemi di forma, ma per me erano soprattutto materiale pedagogico. Questo è un affare. L'altro affare che è venuto abbastanza presto, abbiamo esperienza, è la scrittura di poemi, ma che erano destinati al canto, allora non mica gli stessi affari, erano piuttosto canzoni, già dell'ispirazione erano canzoni. E lo faceva soprattutto per rispondere a pressione un momento. E l'affare della poesia, concepito veramente come poesia, è venuto assai più tardi, visto che lei è un amico che mi ha detto un giorno, ma guarda, hai quasi, non so più, 45 anni, non hai mai pubblicato, o di più, forse 50 anni, non hai mai pubblicato una raccolta di poemi. Ha detto, ma perché io non sono mica poeta, semplicemente, perché io, la mia scrittura definita in letteratura era piuttosto a prosa, e continuai così. E c'è stata l'influenza di Sammy Gusti che mi sono messo a pensare piuttosto a poesia. Allora, a principio di quella scoperta di avere in sé qualcosa che mai è stato non solo lavorato, sollecitato, sfruttato in letteratura, ma che è stato completamente messo da canto per via di formazione intellettuale e accademica che questa si faceva a scuola francese per giungere a un certo livello di sviluppo, ci voleva a moltiplicare il lavoro di questa lingua. Allora, quando si trova sull'universo così, tanto si meraviglia l'uomo e si va accettando dentro e si coltiva di più in più. A questo diciamo che per la scoperta e dunque un contesto fa che c'è un'indiatura anche militante e a poco, lungo l'anno, si scopre l'altra dimensione e c'è questa meraviglia e vede che scavando particolare, scavando lo e facendone qualcosa che è proprio suo, si sbocca in una visione universale. L'universo della poesia è quello di una onda che con la scoperta dell'identità personale di erratiche, c'è
ciò che si può dire a volte bastiaccia, ma quantunque so guardo ciò che ho scritto e mica ciò che ho voluto scrivere, so guardo ciò che è fatto, vedo che ci sono poemi che sono, diciamo, di ispirazione appena generale, hanno una forma, e spesso una forma corta, e poi dopo c'è una tendenza che va per di Rugione, Bastiaccio e i suoi contorni marittimi, e questi per cui andate a sapere perché una poesia più lunga che ha bisogno di dirsi più, appena come uno spazio poetico più allargato, e definisce due, mi pare, due dimensioni, una dimensione più riflessiva, più mentale, e un'altra più sensuale. Allora, le influenze sono quelle di prima di laudori, scontri, lunga formazione, diciamo, scolastica, scolare, universitaria, ma c'è questo, quindi è un fondo importante. Spesso si ha tendenza a minorizzarlo, ma è un'influenza maggiore, che penso che struttureggia ogni universo poetico di intera generazione e che hanno seguito gli stessi percorsi. Allora, questi ci sono i classici soprattutto, i poeti classici, quello di un panteone della letteratura francese, e dopo corrispondente, diremo, a questa scoperta in un secondo momento, a parte si può dire l'età di 20 anni, c'è fuori a scuola, diremo, a scoperta di letteratura mica mondiale, ma più generale. E questi ci sono grandi riverenze. Ma se devissi io di veramente quale sei a volte in due misure, veramente sono andato e sono buttato e ci ho voluto di più in più, ed è strano perché non è mica un poeta, di Valéry, di Paul Valéry. E quando ci rifletto oggi e che vedo certi poemi, anche per la forma, penso che le questi, di un affare che devo pensare di più, ma di questi veramente, che aiuterò a mia visione di ciò che può essere la poesia, a tempo senso, confidenza dai sensi, e poi dopo presenza assai forte di ragione, di un messaggio, di una dimensione mentale. La retta bianca, a stonda, la retta bianca, tutta sole, tutta freddo, in i giorni cucita e specchio dove li voltano tutti stalvati, spolati per sopra il capo, o tempo frombola per sedorle in nostalgia. Se fossi in te, oh Ulisse, me ne stava arrimbata a vigola l'io, a belle bianca, udinti il nome degli anelli, oh Nausicaa.